La Coppa Davis atterra a Vicenza dall'universo del tennis. Il trofeo più bello del mondo è tornato in Italia. Una coppa conquistata con un capolavoro, quello della nazionale azzurra. Una coppa che viene esposta nella location architettonica di un altro capolavoro, la Basilica Palladiana. Siamo campioni del mondo di tennis e non c'è modo a Vicenza per celebrare in maniera più bella di avere la coppa che è più bella del mondo, cioè la Coppa Davis. Bisogna ringraziare ovviamente Gianni Milan, che è vicepresidente della federazione, che ha reso possibile avere la Coppa dove? Nel luogo più bello della città, quindi all'interno della Basilica Palladiana, in Sala Zavetteri. L'ingresso è gratuito, la Federazione Italiana Tennis oggi ha installato un campetto da mini tennis dove sta facendo giocare i ragazzini, quindi oggi è una gran festa del tennis e per oggi Vicenza è capitale del mondo del tennis. Sì, decisamente Vicenza in questi giorni è la capitale mondiale del tennis, con le vetrine del centro storico rigorosamente allestite a tema. La Coppa Davis è fotografatissima e ricercatissima, raffiche di flash, quella di oggi è una corsa al selfie. Una grande attrazione per tutte le età, dai giovani agli anziani, perché il prestigio di questo trofeo va oltre ogni epoca. Uno spettacolo. Uno spettacolo. Direi che uno non se la immagina così maestosa. È stata grande l'Italia, grandissima. Effettivamente è bella, grande ed è una bella opportunità anche per la nostra città, insomma, di poterla vedere. Ne ho approfittato per vederla, perché mai vista, è bellissima. È proprio una grande emozione, finalmente anche il tennis italiano è ai vertici, grazie anche a Sinner, e quindi questo sta dando un bel impulso. Ho visto anche tanti ragazzini fuori che giocano a tennis, per cui bene, è un bello sport, un modo di stare insieme, di stare all'aperto e speriamo che vada avanti così. In televisione non sembrava così grande, anche perché l'avevano vicina, poi era vicino grandi atleti, quindi è grande quanto gli atleti che l'hanno vinta per noi. Una grande emozione per tutti. La Coppa Davis è tornata in Italia dopo 47 anni, conquistata dalla nazionale azzurra. La squadra capitanata da Filippo Volandri, composta da Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi e Simone Bolelli, ha compiuto un'impresa leggendaria che oggi rilancia anche il movimento tennistico italiano, già in crescita da anni. Lo dimostra la partecipazione dei più piccoli, che oggi hanno provato a giocare con i maestri della Federazione Italiana Tennis e Padel nel mini campo da tennis allestito in Piazza dei Signori. Certo, è un momento straordinario per il tennis italiano. 113 anni di storia della Federazione Italiana di Tennis, penso che sia questo momento più apicale del nostro sport, quindi la professionalità adesso dei circoli e dei maestri devono sfruttare per far capire quanto bello è questo sport e fare amare soprattutto questo sport ai ragazzi.